Sentiamo parlare spesso di Open Innovation, ci può dare una definizione? Sì, l'Open Innovation ha una sua definizione, è nata nel 2003 grazie all'economista Henry Chesbrough ed è l'idea secondo la quale, un paradigma secondo il quale le industrie, le aziende per progredire nella loro attività di sviluppo, di innovazione, ma soprattutto anche di mantenimento delle loro capacità ed eccellenze sui mercati, hanno bisogno di usufruire anche dell'innovazione che nasce al di fuori di esse. È un paradigma che sovverte completamente, diciamo, il sistema anche industriale a cui siamo abituati. Nel passato l'innovazione era un'innovazione chiusa, la proprietà intellettuale era uno strumento di protezionismo che le aziende ovviamente adoperavano. Oggi invece diviene uno strumento di apertura alla collaborazione con partner che in alcuni ambiti magari sono anche stati in passato dei concorrenti. Questo ha un impatto sicuramente importante in termini economici, anche in termini sociali, soprattutto perché consente in maniera inclusiva di generare un percorso di innovazione per le aziende che non sia soltanto focalizzato sulle esigenze interne delle aziende e sulla loro percezione del mercato e quindi delle esigenze di mercato, ma che consente alle stesse di comprendere quali siano i reali needs, le reali necessità quindi dell'utente finale, che poi deve essere chiaramente quello che viene posto al centro di ogni scelta, comunque anche industriale. Secondo lei ci dobbiamo preoccupare in qualche modo di questo aspetto del rapporto tra etica e innovazione, oppure ci sarà un equilibrio naturale tra le cose? Non ci sarà un equilibrio naturale. Chi si occupa oggi di etica delle tecnologie esponenziali è fondamentale per iniziare a sensibilizzare anche quelle aree che saranno coinvolte nel processo decisionale del futuro e che oggi in realtà non hanno veramente tutti gli strumenti per poter comprendere il fenomeno. Quindi l'etica è assolutamente un tema. Quello di cui io mi sto occupando un po' di più ultimamente è in realtà la regolamentazione, perché poi se l'etica è fondamentale ed è alla base, ma la messa a terra dell'etica deve essere la regolamentazione. Io sono convinta che si tratti di digitale o di intelligenza artificiale, è necessario prima di tutto comprendere gli impatti di queste tecnologie esponenziali e dell'accelerazione comunque esponenziale nell'uso di tecnologie, anche quelle non esponenziali come il digitale, comunque hanno avuto una crescita incredibile, mai vista prima. E quindi credo che sia fondamentale capire questi impatti, comprenderli e soprattutto creare una regolamentazione che non può essere tra l'altro neanche solo locale, deve essere assolutamente globale. Si parla quindi anche della regolamentazione dell'intelligenza artificiale generale, che sicuramente oggi sembra un'utopia ma è fondamentale. E questo tema della regolamentazione lo considero molto importante, molto urgente. E non credo che tra l'altro ci siano delle opportunità alternative al prendersi carico per qualsiasi governo di questo tipo di argomento, dal momento che a differenza del passato noi non avremo il tempo di comprendere gli effetti di queste tecnologie. Quindi nel passato abbiamo potuto usufruire, diciamo, della sperimentazione e poi riaggiustare il tiro a volte. Adesso questo non è più possibile come opportunità, quindi dobbiamo per forza assolutamente comprendere e prevedere quelli che potranno essere gli impatti, partendo dal capire quello che sta succedendo adesso. E questo sembra banale dirlo, ma non è assolutamente sempre tutto chiaro. C'è parecchia diciamo confusione sulla materia, sull'argomento, punti di vista diversi. La politica su questa tematica dovrebbe cercare di fare un passo avanti facendo un passo indietro, cioè comprendendo che non si tratta di fare delle scelte solo politiche di consenso, ma fare delle scelte che avranno degli impatti nei prossimi almeno 30 anni. Grazie. Grazie a voi.